Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia, grazie per la freschissima voce con la quale in tempo come questo, col caldo che c'è, ci dà refrigerio e introduce la nostra conversazione. La nostra conversazione che ha un ritmo molto lento perché iniziato 2 anni fa, tratta sempre del medesimo argomento, la democrazia, il Democratos, il potere che naturalmente spetta al popolo. Sabato scorso abbiamo parlato, abbiamo ricordato la dottoressa Mazzetto e l'abbiamo inserita proprio in questo tracciato, il tracciato della scoperta e dell'appropriazione da parte dei popoli della democrazia. Democratos. Dove nasce facciamo un passettino indietro, Dove nasce la consapevolezza di questo kratos, di questo potere che naturalmente spetta al popolo? Ora si parla di illuminismo, il romanticismo, le guerre di indipendenza, se ne dicono di tutti i colori, ma si fanno ipotesi, per carità, tutte validissime, ma di tutti i colori, ma è molto più antica la radice. La radice della democrazia, democratos, sta nell'affermazione della sua sovranità. Cioè, se un popolo non è sovrano, non è un soggetto compos sui, cioè capace di decidere per sé, la democrazia non ha senso. Se io non ho l'attitudine a esercitare determinati poteri, se anche teoricamente li ho, la democrazia, cioè l'esercizio di quel potere, è impossibile. Quindi nasce allorché il popolo acquisisce consapevolezza della sua sovranità e quando viene acquisita, o almeno abbiamo i documenti storici dell'avvenuta acquisizione di questa sovranità, è molto in là nel tempo, perché se ci pensate è nella Genesi, nell'Esodo, i libri biblici, che per la prima volta si tratta della sovranità del popolo nei confronti di chi? Della divinità. Cioè, la sovranità del popolo diventa coscienza per il popolo nel momento in cui la divinità diventa divinità del popolo. Prima no. Prima pensate alla fuga dall'Egitto. L'Esodo è un testo complesso, viene visto viene raccontato in moltissimi modi e spesso e volentieri pittoreschi. Questo popolo ebraico, questa parte del popolo ebraico, degli ebrei che sono stanziati in Egitto, che prende baracca e burattini e fugge da una schiavitù sostanzialmente, comunque da una oppressione, da una subordinazione rispetto agli egizi, in particolare rispetto al faraone. E lo scontro è immediato, cioè il faraone, Dio in terra, da un lato, quindi devoto a Ra, il dio del sole, della luce, e il dio di Israele che è sempre presente, è presente col suo popolo, guida il suo popolo, lui, Dio, e non è soltanto Dio della luce, ma anche delle tenebre, tant'è vero che le punizioni, le cosiddette piaghe d'Egitto, vanno a colpire gli egiziani di notte, quando per gli egiziani il dio Ra, il sole,
non è operativo, è fuori servizio, questo qui invece lavora. Ora, libera, è decisivo nel liberare con l'opera fattiva di Mosè, della tribù di Levi, spinge Mosè a liberare il suo popolo. Ora, quel Dio, il Dio di Israele, non è più il Dio del faraone, che è di proprietà sostanzialmente del faraone, che è lui stesso Dio, è il Dio del popolo. Il popolo di Israele acquista un suo rapporto individuale nel senso collettivo del termine, perché è un popolo, e acquista la consapevolezza di avere un rapporto diretto con Dio. È il popolo che è in rapporto con Dio, è il popolo che è sovrano, non il faraone. Il faraone è sovrano di un popolo di sottomessi. Dio, il Dio di Israele, è sovrano del suo popolo. Quel popolo che elegge, il popolo eletto, e al quale rimarrà fedele nei millenni. Ora, poi la cosa viene estesa ovviamente attraverso Gesù, il popolo, anche noi cristiani siamo popolo eletto. Ora, comunque, il passaggio è questo, cioè dal popolo, dal Dio che è dell'autorità, dal Dio che è dell'imperatore, al Dio che è del popolo. È un cammino, quindi se voi pensate all'Esodo, la redazione dell'Esodo piuttosto che della Genesi risale a oltre 1000 anni prima della nascita di Cristo, comunque intorno al millennio, da 800 anni in su, prima della nascita di Cristo. Eppure questa evoluzione, questa consapevolezza della sovranità del popolo, quindi anche della sua responsabilità, in questo caso è il rapporto con la divinità, ma questo cammino di sovranità, responsabilità, consapevolezza di avere dei poteri, il potere addirittura di avere un rapporto diretto con Dio, di avere dei poteri e quindi di doverli e poterli esercitare e di essere pertanto colpevole nel momento in cui il rapporto con la divinità viene tradito. Ecco il motivo per cui il popolo di Israele accusa se stesso per l'esilio di Babilonia, vedendolo come una punizione adottata da Dio nei suoi confronti per le colpe commesse, per i tradimenti commessi. Quindi il rapporto di sovranità non è un termine astratto, è un rapporto di sovranità che implica responsabilità e, fra virgolette, diritti, poteri, quindi doveri e diritti. È un fondamento, ha un solidissimo fondamento di diritto che oggi viene tranquillamente dimenticato. Ma se osservate, 1000 anni prima di Cristo, siamo ancora a combattere sulla stessa linea, sugli stessi problemi. Perché? Perché in definitiva c'è un potere, oggi addirittura un potere tecnologico, che si idolatra, che si assume riassume in sé l'idea della divinità. E oggi ci troviamo a combattere. Quando nella Magnifica Humanitas Papa Leone XIV dice qui con uno sviluppo anomalo, comunque deviato, dell'intelligenza artificiale rischiamo tutti la schiavitù, è chiarissima la cosa. Il faraone, attraverso
la sua stessa divinità, il suo diretto rapporto, e attenzione, esclusivo rapporto con Ra, col dio sole, schiavizzava tutti. Erano tutti sudditi sui quali lui aveva potere di vita e di morte. Quindi è una storia che a distanza di 3000 anni si ripropone e quindi per cicli è un problema che emerge. Noi abbiamo visto, ecco, quindi sovranità, benissimo. Abbiamo visto che nel suo ciclico riproporsi, dico sotto questo aspetto, i corsi e ricorsi storici, in effetti quando non vengono risolti i problemi si ripropongono, aggravati, diversi, ma si ripropongono, perché i problemi vanno risolti. Quando sono risolti non si ripropongono più. Questa è da palissiano, però funziona così. Nella storia abbiamo questa sequenza di riproposizione degli stessi problemi perché non risolti adeguatamente. Abbiamo visto che alla fine dell'Ottocento, quindi facciamo un salto di 2800 anni, dall'epoca del faraone, nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, la Chiesa Cattolica, caduto il potere temporale del Papa, questo re assoluto che governa dei territori in nome di Dio e addirittura che si dichiara infallibile, perde tutto, perde il potere terreno che lui ritiene indispensabile per esercitare la sua missione. Lo perde e, parlo di Pio IX, e il suo successore, Leone XIII, si rende conto che il mondo è cambiato per lui stesso, almeno come re, come Papa Re, e si rende conto di una questione sociale che la Chiesa mai prima aveva affrontato, rimanendo avulsa da ogni problema della modernità. Si rende conto di una questione sociale. Quindi, nel momento in cui si rende conto dell'esistenza di una questione sociale, si rende conto che questo popolo ha dei diritti, ha dei bisogni, deve esercitare dei poteri che sono indipendenti dalle loro maestà, piuttosto che nel frattempo dei grandi capitalisti, dei grandi proprietari che si sono affermati. Tenete conto, per avere un'idea, che fino agli inizi del Novecento, significativo che ad esempio l'inno austriaco, che oggi è l'inno tedesco come melodia, ma l'inno austriaco, l'inno imperiale, il Kaiserhymne, recitava Gott erhalte Franz den Kaiser. Il Signore salvi, preservi il Francesco II, l'imperatore. Durante l'impero di Franz Joseph, invece di Francesco Giuseppe, quindi prima guerra mondiale, inizi del secolo scorso, il testo, sempre restando la musica, la melodia di Haydn, 1797-98, una roba del genere, ferma restando la musica di Haydn, che è tuttora la musica dell'inno nazionale tedesco, questo è l'inno dell'impero d'Austria in realtà come origine, cambiano le parole Gott erhalte, Gott beschütze, cioè Dio preservi, Dio protegga den Kaiser, l'imperatore. Perché? Perché
è lui, l'imperatore, che per grazia di Dio incarna direttamente il suo popolo. Il popolo in sé, siamo agli inizi del Novecento, ha conquistato dei poteri, ha conquistato dei diritti, ma è un suddito. Il popolo è suddito dell'imperatore. L'imperatore è il buon padre, per l'impero austriaco, è il buon padre che provvede nell'interesse del popolo. Il popolo è escluso, e se osservate, se ascoltate il significato delle parole dell'inno austriaco, il significato è questo, cioè Dio preservi e assista, conservi, protegga l'imperatore, perché il rapporto diretto è anche della divinità, è con l'imperatore, è col nobile. La nobiltà è quella che per grazia di Dio fa o dovrebbe fare l'interesse del suo popolo. Ancora agli inizi del Novecento questa sovranità da parte del popolo non c'è. Quindi ci sono qual è il grande merito? Uno dei tanti grandi meriti dell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, della fine dell'Ottocento, 1891, qual è? È riproporre la sovranità del popolo, mettere i primi semi della democrazia. Quindi in realtà un concetto fondato e approfondito di democrazia nasce agli inizi del secolo scorso, un concetto adatto per la modernità. Quindi è ancora giovane come concetto ed è per quello che non possiamo pensare che a distanza di 100 anni o più o giù di lì sia concluso questo percorso di riflessione, questo percorso di approfondimento di un'idea, quando sono passati migliaia di anni senza che al popolo venisse riconosciuta questa sua sovranità, dalla quale discende direttamente il potere da esercitare e la responsabilità del suo esercizio. Ecco, è un quadro, è un affresco che ha comprende un pochettino di anni, mi pare di aver detto. Quindi è un assetto che proprio anche negli inni nazionali dell'epoca ha ancora la precisazione di un comportamento che poco o tanto elude, se non esclude, il potere del demos, del popolo. Quindi tenete conto che l'inno austriaco, quello che poi diventerà l'inno tedesco, ma l'inno austriaco con le parole dell'inno austriaco rimane vigente fino al 1945, quando alla fine della guerra, per le implicazioni avute col criminale regime nazista, viene sostituito da un altro inno, Landesberg, Landamstrom, terra di montagne, terra del grande fiume, la Donau, il Danubio, su una melodia Mozart, non proprio, forse non di Mozart, comunque di tipo mozartiano, forse attribuibile all'allievo di Mozart, Holzer, però solo nel 1945 viene sostituita, non prima. Quindi questa idea radicata della incapacità del popolo di assumere dei poteri e di poterli esercitare, che è strettamente collegata al diretto rapporto del popolo
col suo Dio, richiamo, ripeto, la Genesi e soprattutto l'Esodo, è quello che influenza tutto il periodo di tempo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi anche quello attuale. Questi 80 anni in qualche modo viene chiuso in qualche modo, o si tenta di chiudere, l'esclusività del rapporto del re, dell'imperatore, del nobile, del rapporto diretto con Dio, e quindi la responsabilità mediata di costoro nei confronti del popolo. Di fatto il popolo non ha i poteri per potersi dire democratico. La stessa Costituzione del Regno d'Italia fino al 1945 è una Costituzione ottriata, lo Statuto Albertino è concesso dal re, quale può revocarlo quando vuole. Dopo la Seconda Guerra Mondiale avviene il passettino in avanti. La Costituzione dice il popolo è sovrano. Ma questo popolo sovrano è scritto, ma nei fatti viene da migliaia di anni nei quali il sovrano è a fasi alterne. È diventato sovrano nel suo rapporto con la divinità nel 3000 anni fa, poi non è più sovrano, è schiavo rispetto a imperatori, re e altri potentati, e riemerge ad esempio nel periodo alto medievale, l'abbiamo citato più volte, la Lega di Pontida, la battaglia di Legnano, non significativa tanto dal punto di vista del combattimento quanto del politico. I comuni, i liberi comuni del nord Italia, della Lombardia, che si oppongono al grande imperatore. Ecco, è un popolo che si oppone al grande imperatore. Il grande imperatore, con la pace di Costanza, riconosce che non solo hanno del fior di ragione, ma che è conveniente anche per lui riconoscere al popolo questa sua capacità. Guido Dall'Andriano è quello che gestisce per i comuni lombardi la pace di Costanza sul Bodensee. Ora, quindi è una vicenda che va a fasi alterne, perché avanza, si blocca, proprio perché ancora oggi non è risolto in pieno il problema del significato, della valenza e degli effetti della sovranità, perché questa sovranità dei popoli e corrisponde ai poteri che spettano a questi popoli e dalla responsabilità del loro esercizio. Quindi il nocciolo è lì, ed è un nocciolo in cui molto consistente, è la parte del rapporto con la divinità. Se il Dio è il Dio di un popolo, quel popolo comunque acquisisce l'intima convinzione di avere dei poteri e di avere la responsabilità di esercitarli correttamente, cercando man mano un adeguamento alla verità, alla realtà, liberamente cercandola come popolo. Se in questo quadro il rapporto con la divinità è mediato o oscurato da strutture che ne impediscono o comunque non facilitano il libero accesso, il libero rapporto del popolo col suo Dio, lo stesso sentimento, quella stessa capacità democratica viene meno, si affievolisce. Ed è una componente fondamentale che ritroviamo agli inizi
del Novecento, dopo la Prima Guerra Mondiale, allorché si instaura un rapporto, non di collaborazione, ma un rapporto più quasi come normale fra la Chiesa Cattolica in Italia, la Chiesa Cattolica e il nascente regime fascista. Abbiamo già detto nei sabati precedenti. Il socialismo patriottico, in questo consiste il fascismo, sostituisce alle strutture del socialismo classico, quello previsto da Karl Halevi Marx, sostituisce la patria. Per la patria nella Prima Guerra Mondiale si è versato il sangue, a quella patria bisogna fare in qualche modo, in ogni modo anzi, riferimento. Bisogna fare riferimento per un po' come il Dio minore della situazione, che sostituisce le strutture previste dalla teoria marxiana rigidamente applicata, quale è quella, in teoria almeno, applicata dai bolscevisti e del Partito Socialista stesso in Italia. Ora, il fascismo, avendo sostituito questo idolo, la patria, rispetto all'idolo, la struttura del socialismo, non ha una teoria compiuta, una teoria elaborata, una teoria che può in qualche modo essere estesa e rappresentare un libretto delle istruzioni a portata di mano, mentre invece in questo senso, pur nella discutibilità di quello che dice, anzi nell'erroneità di quello che dice, quello che la teoria classica marxiana espone. Quindi cosa fa? Per le parti che sono difficilmente compatibili o che non hanno una chiara determinazione, il fascismo prende a prestito quello che viene detto nella lettera enciclica Rerum Novarum. In particolare, che cosa prende dalla Rerum Novarum? Uno, ripristina le corporazioni. La Rerum Novarum dice nel 1891, un secolo fa, 1791, sono state abolite le corporazioni dalla rivoluzione francese. L'abolizione delle corporazioni ha reso il popolo fragile, ha fatto sì che il popolo fosse sottoposto ai più svariati regimi, perché le corporazioni erano l'anima della vita dei comuni e la civiltà comunale viene vista come l'esempio, quella civiltà comunale pontida, Lega Lombarda, pace di Costanza, l'imperatore di Hohenstaufen. Bene, quella viene presa a paradigma e il fascismo introduce il corporativismo. È così che viene introdotto il corporativismo e il corporativismo è ben visto dalla Chiesa Cattolica. Dall'altro lato, il fascismo compie un'altra operazione, cioè avendo posto la patria per la quale sono morte centinaia di migliaia di persone, tra l'altro quasi tutte cattoliche, quindi con la preghiera cattolica sulle labbra, ritiene che sia perfettamente idiota pensare a una assenza
di religione quando nella patria la religione c'è e il cattolicesimo diventa la religione di Stato. Ecco, questi sono i passaggi verso la comprensione di una democrazia, di quel cammino che stiamo lentamente percorrendo, e speriamo che democrazia, forse, i nostri figli, i nostri nipoti, e nella democrazia potranno morire. Io ringrazio per la pazienza e vi saluto. Saluto un abbraccione a Tina, un abbraccione grande a Matteo. So che il 15 non ci saranno trasmissioni, potrebbero non esserci anche le settimane successive. Vi auguro un buon agosto, un buon Ferragosto, buone ferie e se potete riparatevi dal caldo. Buon sabato e buona domenica.